Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi venerdì 3 giugno. Il 29 maggio, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, in qualità di operatore di polizia locale, Serena Pagan ha preso parte ai campionati italiani di nuoto delle polizie locali che si sono svolti a Reggio Emilia, al polo natatorio Melato nella piscina da 25 metri. La manifestazione, organizzata subito dopo la fine dello stato di emergenza, ha visto la partecipazione di una nutrita compagine maschile. Molto scarsa invece è stata purtroppo la rappresentanza femminile. La Pagan ha gareggiato nei 50 dorso e nei 100 delfino, essendo l'unica partecipante e unico obiettivo era abbassare il record italiano nei 100 delfino. Ha toccato 1 minuto e 52 secondi abbassando il precedente record italiano di categoria di 14 secondi, era infatti di 2 primi e 0,6 e resisteva di 10 anni. Si spera in un ritorno della componente femminile alle prossime edizioni, comunque anche questa volta la polizia locale di Chioggia si può dire abbia ben figurato. Oggi a Venezia, al Salone Nautico, a partire dalle ore 11:30 sarà presente il presidente della Regione Veneto Luca Zaia con il ministro allo sviluppo economico Giorgetti. La manifestazione è partita il 28 maggio e terminerà domenica 5 giugno. Terza edizione, anch'essa si svolge all'Arsenale, simbolo del secolare dominio militare della Repubblica Serenissima e cuore pulsante della sua industria navale. Spazi espositivi scorrono su 50.000 metri quadrati e 1.000 metri lineari sono di pontili per l'esposizione. 40 sono gli ormeggi dedicati a yacht e super yacht, vela e altre tipologie di imbarcazioni, uno spazio espositivo outdoor di 30.000 metri quadrati e uno spazio espositivo indoor di 5.000 metri quadri. Il Salone Nautico Venezia è promosso dal Comune di Venezia e realizzato attraverso la società Vela SpA in collaborazione con la Marina Militare Italiana. Lo Yachting Club Venezia ieri ha organizzato la manifestazione Marie Monti che ha visto impegnati gli atleti su 2 fronti, in una regata presso l'Arsenale di Venezia in occasione del Salone Nautico e in una gara di sci che si è disputata il giorno 30 marzo scorso a Cortina d'Ampezzo. Ieri, nella regata con le Caorline, gli atleti della Remiera Clodiense sono saliti sul terzo gradino del podio, terzi tra 8 società sportive partecipanti.
Ieri in Piazza del Duomo si è tenuto il concerto nell'ambito della Festa della Repubblica dedicato a Ennio Morricone, in cui si è esibita la Seraphim Youth Symphony Orchestra, solista alla mezzosoprano Erika Zulinka-Benato, il tutto diretto dal maestro Renzo Banzato. Molte le personalità presenti che non potevano perdere un concerto di simile portata. Presente infatti il sindaco Mauro Armelao con la famiglia, il presidente del Consiglio Comunale Beniamino Boscolo, il consigliere Dolfin, l'assessore alla cultura Elena Zennaro e l'assessore Serafini, la consigliere Alessandro Penzo, l'ex assessore Luciano Frizziero, in rappresentanza della Curia Don Francesco Zenna, il parroco del Duomo. Grande entusiasmo tra la cittadinanza che ha riempito la piazza per il primo vero concerto dopo la pandemia. La voglia di tornare alla normalità si è vista anche in questa voglia di partecipare agli eventi, soprattutto quando in cartello ci sono rappresentazioni di questa importanza. Siamo con Francisco Panteghini dell'Associazione Amico Giardiniere, un tema un po' scabroso diciamo in questo momento a causa del tragico incidente che c'è stato, sono le palme in spiaggia. Cosa avevi da aggiungere? Ma allora, volevamo solo aggiungere queste riflessioni perché si parla molto di palme, se ne è parlato anche con la proposta di cambiare tutto il lungomare aggiungendo le palme, poi la sovrintendenza aveva bloccato questa iniziativa del comune e noi effettivamente siamo d'accordo, nel senso che le palme sono piante che non ci appartengono. Il primo ragionamento è semplicemente questo: non sono piante originarie di questo clima e quindi sono piante che mal si adattano al stare in spiaggia. Vengono coltivate in contenitori e vengono poi sepolte nella sabbia, quindi non sviluppano un loro apparato radicale. Il ragionamento potrebbe essere di cercare di incentivare invece le piante nostre. Lo so che a non tutti piacciono le umili tamerici, però le tamerici sono proprio le piante che vanno a nozze con le nostre spiagge sabbiose e quindi sarebbe da valutare nel momento in cui c'è da fare soprattutto un impianto, un viale dove ho bisogno di garantire maggiore sicurezza. Sicuramente la tamerice dovrebbe essere la prima pianta da curare. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi è la farmacia al Lido in Viale Padova Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!